Ciao, sono sempre Cesare, di un sorriso in più. Ecco qua, quello delle avventure. Oggi l'avventura era già, la destinazione era un'altra, però purtroppo il meteo non è favorevole, sta già piovigginando qui e per cui il cambio forse sarà un po' meno avventura, ma penso che sia bello lo stesso. Con la mia moto sono arrivato ad Argegno, sul nostro lago, e, e da qui inizieremo una piccola avventura questa volta, però sarà penso abbastanza bello lo stesso e staremo in compagnia. A fra poco. Da Argegno ci siamo incamminati e saliamo lungo un bel sentiero poco conosciuto. Questo è un bellissimo ponte antico che attraversa il torrente che scende poi nel lago. Sono salito attraverso questa stradina molto ripida, però bella, tutta in mezzo alle piante, e sono arrivato alla chiesina di Sant'Anna. È una bella chiesa del 1600 che si trova a metà strada fra Argegno e Schignano. È immersa nel verde, ha un bel sagrato, come potete vedere, tutto verde con le panchine, quindi ci si può venire anche a prendere un po' di fresco durante l'estate. E, e questa è una meta particolare, interessante anche perché ci viene poca gente. Purtroppo la chiesa è chiusa e quindi possiamo vederla solo dall'esterno. Eccola qui. Vedete questo triportico d'ingresso molto particolare, il timpano che chiude il tetto e all'interno la vedremo la prossima volta. Normalmente, come sapete, non sono abituato a mostrare il luogo dove sono diretto, ma qui è troppo bello. Sono sul sagrato della chiesina di Sant'Anna e vi faccio vedere questo monte di fronte a me e lassù la chiesina di San Zeno. Ecco la mia meta oggi. Ci rivedremo lassù. Un incontro inaspettato lungo la strada. Guardate che carine che sono. E insomma, l'asinello, eccolo qui. E uno curioso curioso sta venendo a salutarci. Ciao piccolo. Ciao piccolino. Ciao. Eccolo. Eccolo qui. Ciao bello. Ciao, ciao. Non c'è niente da mangiare. E quello bianco. Siamo a Schignano, il paese del carnevale, ed ecco cosa si presenta appena arrivati. Guardate. Un graffito che occupa tutta la facciata della casa e che rappresenta il carnevale di Schignano. Una bella accoglienza, vero? Ed ecco, subito dietro la curva compare San Zeno. Guardate che meravigliosa chiesetta, costruita intorno all'anno 1000. Poi nel 56 venne quasi abbattuta da un fulmine, ma venne poi ricostruita. Uguale a prima, guardate che meraviglia. Siamo a circa 1025 metri e abbiamo fatto quasi 3 ore di cammino da Argegno, però ne valeva la pena. Adesso andiamo su a vederla da vicino. L'ultima stazione di una via Crucis, proprio di fronte alla chiesetta. E vi garantisco che a salire l'ultimo pezzo è davvero una via Crucis perché c'è una pendenza tremenda. Ecco qui, questa è la facciata della chiesina con la campana bellissima e a fianco, sulla sinistra però, c'è anche il campanile. Oltre alla campanella in facciata c'è anche un bel campanile, eccolo qui. Guardate che meraviglia. Ed ecco, questa qui è la chiesina di San Zeno e laggiù c'è tutta la Val d'Intervi, eccola davanti a voi. Guardate che meraviglia di panorama. Bellissimo. Adesso andiamo dall'altra parte. Qui siamo sul lato nord della chiesa e la vista spazia verso il nostro meraviglioso lago. Guardate laggiù,
l'isola Comacina, la penisola di Balbianello e il promontorio della Tremezzina. Questo è il nostro meraviglioso lago visto da qui. È un vero balcone questo luogo. Ecco qui, e qui girandoci rivediamo ancora parte della Val d'Intelvi, San Fedele Intelvi. Bellissimo. Qui di fronte al nostro lago c'è anche un bel tavolino e allora a questo punto cosa facciamo? Apparecchiamo la tavola e facciamo uno spuntino. Questo panino e questa mela penso di averli proprio meritati. Un ultimo saluto alla chiesetta e alla Madonna del Don, che ho scoperto che è venerata qua dentro ed è una figura che arriva addirittura dalla Russia. E peccato non poterla vedere, sarà per un'altra volta. Ed ora iniziamo la discesa. E voi due cosa volete, per esempio? E voi due cosa volete? Vieni. Cosa vuoi? Non c'è niente da mangiare. Ciao bello. Lecca. È salata perché sono sudato. Ciao piccolo. Al ritorno, che sorpresa! La chiesina di Sant'Anna è aperta. Presto. Eccola qui. Guardate che bella. C'è una signora che fa le pulizie, per fortuna. E così la vediamo, guardate. Che soffitto. Completamente affrescato. È uno spettacolo. Bellissima. Eccola qua. E così siamo riusciti a vedere anche l'interno della chiesa di Sant'Anna. Ok, possiamo quasi finire. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine della nostra passeggiata. Siamo qui ad Argenio, abbiamo terminato, abbiamo fatto 3 ore di salita e 2 ore e mezza di discesa. Ne è valsa però la pena, abbiamo visto delle cose belle anche oggi e speriamo di rivederci alla prossima. Saluti a tutti, ciao!